La fumata bianca si fa attendere, il futuro societario dell'Acragas si saprà lunedì prossimo. L'imprenditore italo-svizzero Roberto Nava, interessato a rilevare la società biancazzurra, si prende del tempo per riflettere. Ieri mattina all'incontro a Milano con il presidente dell'Acragas Silvio Alessi e l'azionista di maggioranza Marcello Giavarini, che hanno ribadito la loro volontà a cedere il 100% delle quote azionarie. Dal canto suo anche Roberto Nava ha confermato l'interesse a rilevare l'intero pacchetto della società. Sul tavolo delle trattative sono state valutate e discusse le richieste formulate da Alessi e Giavarini, contenute nella precedente lettera di intenti già sottoscritta dall'imprenditore italo-svizzero. Per incentivare il passaggio di proprietà, il presidente Giavarini ha dato la propria disponibilità a congelare il credito di 100.000 euro vantato nei confronti della società fino a maggio. Anche il presidente Alessi ha congelato la garanzia bancaria sino a maggio prossimo. Tutto questo come ulteriore segno di disponibilità nel cedere il pacchetto e dare la possibilità a Roberto Nava di poter lavorare tranquillamente. Messe nero su bianco tutte le richieste, l'incontro è terminato con uno stand-by. Solo lunedì Nava, come detto, si riserva di dare una risposta definitiva. Nel caso fosse affermativa, secondo quanto emerge dalle trattative, verserà nelle casse della società 170.000 euro e soprattutto fornirà le referenze necessarie per subentrare anche nella fideiussione della quale è al momento garante Silvio Alessi.